Al termine di una settimana che potremmo definire di fuoco, arriva il 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. È il classico appuntamento del mercoledì, dell'ultimo mercoledì di agosto. La gara è valevole anche come quarto trofeo Emilio Innocenti, sesto trofeo Gabriele Meozzi, terzo trofeo Sergio Brottini. L'organizzazione del gruppo sportivo IMPA Cerreto Guidi, e sarà proprio il Circolo Arci di Cerreto Guidi a ospitare tutta la carovana fin dalla mattina. Un appuntamento che è arrivato quindi alla 71esima edizione per il comune di Cerreto Guidi, che con il sindaco, la signora Rossetti, è sicuramente vicina alla società organizzatrice del gruppo sportivo IMPA. Una gara che vedeva almeno 190 atleti iscritti, qualche atleta in meno invece alla partenza, 103 per la precisione, quindi un po' di rammarico sicuramente per gli organizzatori per questa mancanza da parte di alcune società che hanno deciso in toto di non presentarsi a Cerreto Guidi, anche senza avvertire. Magari ci vorrebbe un po' più di rispetto per quanto riguarda gli organizzatori, magari la federazione o chi per loro dovrebbe decisamente fare qualcosa. Organizzazione in grande quest'anno per il gruppo sportivo IMPA, perché ha pensato ad ogni minimo particolare per la riuscita della gara del proprio paese, con l'intento ogni anno di migliorare nell'organizzazione, mettendo sempre qualcosa in più. Infatti da quest'anno anche il palco con la firma insieme a Viola Eclizia, che vediamo proprio ad accompagnare tutti i ragazzi alla firma, e quindi veramente uno sforzo di tutto rispetto che magari meritava di essere premiato anche in modo migliore per quanto riguarda la partecipazione comunque che non hanno fatto mancare gli atleti al via, dei quali tra poco vi elencheremo le squadre, che sicuramente hanno offerto uno spettacolo di primo ordine, una gara molto combattuta, una gara sempre incerta fino alla fine, come vedremo dalle immagini che vi abbiamo riportato. E sicuramente gli atleti presenti non hanno fatto sentire la mancanza di coloro che non erano venuti. Quindi al via si sono presentate le società della Sestese, Etruria, Amore e Vita, della Big Hunter Sianese, dell'Unione Ciclistica Pistoiese, della Altopac, della Ciclistica Malmantile, la Gragnano Sporting Club, il Velo Club Empoli, il Team Idea, l'Acqua e Sapone Team Mocaiana, la Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, la Fracor Semetica Sfera, la Virtus Villa, la Mastro Marco Nibali Sensi, la Figros, la Opla Petroli Firenze e la Life Team. Quindi una bella rappresentanza per quanto riguarda il lotto dei partenti che comunque si sono dati battaglia. Un circuito che praticamente è abbastanza consolidato per quanto riguarda il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, con un primo giro attraverso Lazzaretto, Stabia e Poggio Tempesti, e il primo passaggio dalla zona arrivo, quindi Mercatale, Bassa, Pieve a Ripoli, Fucecchio, Poggio Tempesti e il passaggio da Cerreto Guidi, quindi ancora una volta Mercatale, Bassa, Gavena, Corliano. Due giri poi attraverso Mercatale, Bassa, Pieve a Ripoli, Fucecchio e Poggio Tempesti, poi Mercatale, Bassa, Gavena, Corliano, e al suono della campana inizia il giro un po' più lungo attraverso Mercatale, Bassa, Pieve a Ripoli, Fucecchio, Stabia, Lazzaretto e l'arrivo appunto a Cerreto Guidi dopo 130 km percorsi. Dicevamo che questa gara classica di Cerreto Guidi avviene a termine di una serie, di una settimana possiamo dire piuttosto intensa, perché praticamente da sabato a oggi, volendo, i ragazzi avrebbero potuto correre anche tutti i giorni, lunedì escluso, quindi c'è da fare un plauso comunque agli atleti che si sono presentati alle loro società. Prima di partire, doveroso il minuto di silenzio alla memoria delle vittime del terremoto del centro Italia. Un minuto di silenzio veramente sentito. Starter della manifestazione il sindaco Simona Rossetti, e quindi parte ufficialmente il 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Gruppo quindi piuttosto numeroso nonostante le defezioni che abbiamo ricordato, e comunque pronto a dare battaglia e a dare spettacolo al pubblico che via via è sempre più arrivato numeroso sul rettilineo finale e lungo il percorso, per poi dare una bella cornice finale proprio all'arrivo, quando sicuramente è il momento più sentito per quanto riguarda la gara. Ovviamente è un periodo sicuramente denso di gare, si va verso il finale di stagione, quindi ci sono atleti che devono dimostrare qualcosa per confermare la propria presenza o per fare il salto di categoria, e quindi
sono gare molto difficili da interpretare, perché comunque sia le forze possono essere quello che sono, considerando anche appunto che siamo verso il termine della stagione e, come abbiamo ricordato già un paio di volte, è una settimana bella densa per quanto riguarda la categoria dei dilettanti. Siamo nei primi chilometri interlocutori, li possiamo definire, un avvio subito veloce per quanto riguarda la gara, e il primissimo attaccante di giornata è un portacolori della Figros Cycling Team, ovvero Francesco Mancini. Eccolo qua, l'atleta diretto da Daniele Masiani, che prova ad allungare proprio lungo la salita di Poggio Tempesti, affrontata per la prima volta, e quindi se ne va tutto solo l'atleta della Figros. Per il momento il suo vantaggio è quantificabile in un paio di centinaia di metri, però continua nella sua azione Mancini senza voltarsi, e il gruppo sembra anche lasciar fare l'azione dell'atleta della Figros, che sfruttando questa salita cerca di mettere distanza tra sé e gli inseguitori. Sandro Manzi insieme ad Adriano Dini a fornire in modo capillare le informazioni in questo 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, e questo è il gruppo che, come confermano le immagini, sembra essere d'accordo con l'azione di Francesco Mancini, gruppo che procede sicuramente ad andatura più tranquilla rispetto all'atleta solitario al comando. Maglie della Malmantile e della Mastro Marco sulla testa del gruppo, insieme anche a quelle della Maltinti e della Life Team. E quindi ci prepariamo al primo passaggio dalla zona arrivo per Francesco Mancini della Figros, che quindi si potrà godere il primo passaggio sotto lo striscione di arrivo in solitudine. Quindi per il momento il pubblico non è nemmeno numerosissimo, almeno lungo il rettilineo, però sicuramente una nota di merito per Mancini, che ha deciso con coraggio di rompere gli indugi per primo, e quindi è giusto il merito anche per lui, che proprio in questo istante passa sotto lo striscione d'arrivo in solitaria. Per noi questa sarà l'occasione di fare un rilevamento tempi per quanto riguarda il vantaggio di Mancini. Qui vedete che nella zona più topica del percorso, rimanendo sempre a Cerreto Guidi, ovviamente il pubblico si è assiepato. 15 secondi il vantaggio di Mancini nei confronti dell'avanguardia gruppo che adesso sembra aver avuto un po' di reazione, perché vediamo che in lunga fila indiana riconosciamo maglie dell'Acqua e Sapone della Gragnano a fare l'andatura, però vediamo che il gruppo è in fila indiana, quindi probabilmente cominciano ad organizzare un po' di inseguimento ai danni dell'atleta che si trova al comando. E noi ne approfittiamo adesso per ricordare alcuni sponsor che hanno reso possibile la manifestazione. Ovviamente un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dall'amministrazione comunale ai commercianti del paese di Cerreto Guidi e tutti gli sponsor, grandi o piccoli, che hanno dato un contributo, considerando il periodo dell'anno, sicuramente dell'anno e del periodo proprio storico, che non è dei più semplici. Però ovviamente è importante dare un riconoscimento a chi ha contribuito. Ha contribuito maggiormente e comunque in grande misura anche la IMPA, che è una società, che è un'azienda che è radicata nel territorio di Cerreto Guidi, fondata nel 1959 da Emilio Innocenti, al quale è intitolato anche un memorial. Siamo al 4º trofeo Emilio Innocenti per questa edizione, e tutto nacque in una frazione del comune di Vinci, quindi siamo vicinissimi a Cerreto Guidi. E era nel 65 poi cominciò ad espandersi questa azienda con l'acquisto del primo capannone, dei primi furgoncini per le consegne dirette ai negozi, e l'azienda dell'IMPA ha una forte caratura familiare. Infatti sono praticamente gli eredi di Emilio Innocenti che stanno portando avanti questa azienda, che comunque eccelle in Toscana per la produzione di sottoli, sottaceti, olive e quant'altro, e quindi è un'azienda radicata nel territorio, che ci tiene a far sì che le attività del territorio e le cose che vengono organizzate possano continuare a essere sempre presenti sul territorio. Quindi veramente c'è da fare un merito per quanto riguarda la IMPA, che sicuramente ha dato una forte spinta al gruppo sportivo IMPA nell'organizzazione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Siamo al secondo passaggio dalla zona arrivo. Abbiamo visto nell'immagine precedente un gruppetto di una quindicina di unità che aveva provato ad evadere dal gruppo, ma questo si manteneva sempre, come dire, una distanza di sicurezza, non lasciando
lasciava molto spazio, e allora in vista del secondo passaggio dalla zona arrivo, eccolo qua, ci prova un altro atleta della Figros, questa volta è Lorenzo Luisi col dorsale 154. Siamo contenti di rivederlo in sella perché era stato vittima di una caduta abbastanza rovinosa in occasione della Firenze-Viareggio, quindi esattamente 15 giorni dopo siamo contenti di vedere Lorenzo Luisi nuovamente in bici. Cominciano a scendere delle gocce di pioggia sulla gara, speriamo che la situazione non degeneri come è successa magari nei giorni precedenti in altre gare sempre in Toscana. Lasciamo andare Luisi che ha una 17 secondi di vantaggio nei confronti dell'Avanguardia gruppo ancora piuttosto numeroso, e quindi una situazione che per Luisi comincia a essere un po' complicata perché da solo sicuramente non è agevole la sua azione per cercare di fare la differenza. Siamo nel giro che gli atleti adesso vanno ad affrontare il terzo giro, quello attraverso Mercatale, Bassa, Gavena e Corliano. Infatti adesso siamo proprio sulla salita di Gavena con il gruppo che si è ricompattato perché è stato raggiunto, è stato recuperato Luisi, ma ci prova un altro atleta con il dorsale 23, Stefano Coli della Big Hunter, che si trovava in testa al gruppo mentre vediamo che la pioggia continua a scendere. E allunga appunto Stefano Coli, il portacolori della Big Hunter, controlla alle sue spalle la situazione, il suo vantaggio lentamente continua ad aumentare e quindi il portacolori della Big Hunter, diretto da Filippo Fuochi, decide di continuare nella sua azione. Una gara molto combattuta, una gara molto veloce, infatti la media è fin da subito molto elevata, quindi questo sicuramente non favorisce gli attacchi perché il gruppo si mantiene sempre molto attento e vicino agli attaccanti di giornata. Infatti vediamo che qui adesso anche la formazione della Mastro Marco, che corre praticamente sulle strade di casa, ci tiene a fare bene e tiene controllata la situazione. Adesso ci prova Enrico Anselmi a far alzare l'andatura insieme anche a Cappelli e Daniel Savini, queste le prime posizioni dove riconosciamo maglie anche della Gragnano, e qui vediamo il gruppo che va decisamente ad allungarsi. Passaggio dalla zona arrivo, sono 4 i giri che mancano alla conclusione, quindi nuovamente il passaggio dalla zona arrivo e il gruppo si è ricompattato, possiamo dire un gruppo compatto seppur come dire allungato nelle prime posizioni. Adesso inizierà con questa tornata i 2 giri attraverso Bassa, Pieve a Repoli, Fucecchio e Poggio Tempesti. Sono 2 giri identici che appunto verranno fatti in sequenza. Intanto un ringraziamento alla nuova carrozzeria cerretese, alla IMPA, all'Antonio Calugi broker assicurativo, al caffè Moca Palma, alla Mecca Falegnameria, alla Nonni SRL, al ristorante Adriano, all'Agricola, ai fratelli Borgioli, ai fratelli Bocchicchio, a Isabella De Medici, fattoria in via provinciale Cerretesa, all'impresa edile Piero Vezzosi, alla termoidraulica Cardini Iuri. E qui siamo proprio ai piedi della salita di Poggio Tempesti, gruppo che si mantiene compatto, come detto appunto in precedenza. L'andatura è sempre stata molto veloce, basti pensare che dopo le prime ore di gara, le prime 2 ore di gara, la media era superiore ai 42 km orari, quindi sicuramente una media di tutto rispetto. E qui quando la strada inizia a salire, il campione toscano Under 23 Niccolò Pacinotti rompe gli indugi. Portacolori dell'Opla Petroli Firenze, decisa l'azione di Niccolò Pacinotti che affronta questa curva verso destra con discreta sicurezza, e quindi questa tornante permette lui anche di controllare la situazione. Vediamo che comincia a far male l'andatura adesso. Avevamo 3-4 atleti che si erano un po' avvantaggiati sulla testa del gruppo, ma Pacinotti non indugia, insiste nella sua azione. Lo ricordiamo, campione toscano Under 23, prossimo al passaggio nel prossimo anno nei professionisti con la formazione della Bardiane. Si cominciano a muoversi anche gli atleti alle spalle appunto di Pacinotti. Il primo a rompere gli indugi è un portacolori della Mastro Marco ed è Michele Corradini, sicuramente uno degli atleti più in forma in questo periodo per quanto riguarda la Mastro Marco e non solo, e quindi diventa l'immediato inseguitore, segnalato una decina di secondi di ritardo Corradini da Pacinotti che proprio lo vedeva in lontananza. Avanguardia gruppo
19 secondi di ritardo. Ancora Mancini a fare l'andatura sul gruppo, quindi dimostra di aver sicuramente metabolizzato nel modo migliore la fatica del primo attacco di giornata. Qui vediamo che si sta sganciando un drappello dal gruppo, dove anche Savini sta confermando la sua buona condizione, considerando la sua vittoria di domenica a Castelnuovo Val di Cecina, una gara sicuramente dura. E qui siamo ancora una volta su Niccolò Pacinotti, che si appresta al passaggio dalla zona arrivo, sempre solitario al comando. Niccolò Pacinotti ha incrementato il suo vantaggio nei confronti del gruppo. Ci ha informato appunto Radio Corsa, ricordiamo, curata da Sandro Manzi e Adriano Dini, che ha aumentato il suo vantaggio nei confronti del gruppo. Adesso, quando Pacinotti transiterà dalla zona arrivo, eccolo qua con il cartello che indica 3 giri alla conclusione, noi ne approfitteremo per fare un nuovo rilevamento tempi per quanto riguarda il vantaggio del campione toscano Under 23 nei confronti del gruppo che insegue alle sue spalle. Un ringraziamento alla Metal Inox Impianti Tecnologici, alla IMPA, alla Orlandi Bagno, a Manzi Franco, alla Coop di Cerreto Guidi e Vinci, alla Scotti Veicoli Industriali in via Livornese a Empoli, alla Pimex Packaging, alla Broma Calzaturificio, alle Onoranze Funebri Cerretesi, al Clorificio 84, al Corriere TL Tevere, alla Banca di Credito di Cambiano, e anche un ringraziamento ovviamente doveroso alla Streda Costruzioni Meccaniche. Il gruppo al passaggio dalla zona arrivo è segnalato a 35 secondi di ritardo da Pacinotti, un gruppo sempre allungato. Infatti vediamo anche 3 atleti che adesso stanno provando ad evadere dal gruppo, ma la situazione è sempre in continua evoluzione, appunto perché l'andatura è sempre molto veloce e le carte sul gruppo, sulla testa della corsa, si rimescolano continuamente. Adesso siamo nella seconda metà di gara di questo 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, quindi adesso si comincia a far veramente sul serio. Per fortuna la pioggia sembra aver dato tregua alla gara, sono scese alcune gocce nel giro precedente, ma poi tutto si è risolto nel modo migliore possibile. Ciclisport Masotti per quanto riguarda il servizio di cambio ruote ad offrire assistenza ai ragazzi. 78esimo chilometro di gara, annullato il tentativo di Pacinotti e sono in 2 al comando. Ancora una volta Lorenzo Luisi per la Figros Cycling Team e insieme a lui il portacolori della Altopac con i dorsali 167 Raffaele Di Rosolini. Quindi, come potete vedere, è una gara estremamente viva, estremamente combattuta, da sempre stare attenti a vedere quello che succede. Non ci hanno lasciato un attimo di respiro i ragazzi, quindi una gara che ha offerto sicuramente molto spettacolo. E quando ci stiamo avvicinando all'80esimo chilometro di gara abbiamo questi 2 atleti al comando, ma con una rapida occhiata alle spalle abbiamo visto che c'era un altro atleta che stava provando a riportarsi su questa coppia al comando. È una maglia della Gragnano con il dorsale 81 e Cosimo Bettiol, quindi il giovane atleta della Gragnano sta provando a riportarsi sui 2 atleti al comando. 10 secondi per il momento il distacco di Bettiol dai 2 atleti al comando. Gragnano comunque che sarà sempre sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria di Michael Delle Foglie 24 ore prima nella gara di Castelfranco di Sopra. A 15 secondi abbiamo un altro terzetto, Mattia Bucci per quanto riguarda l'acqua e sapone. Poi per quanto riguarda la Mastro Marco abbiamo Emanuele Scardigli, e poi avevamo un altro componente dell'acqua e sapone, ovvero Riccardo Proietti. Quindi, riassumendo, la situazione vede 2 atleti al comando con Bettiolla a una decina di secondi di ritardo, questo terzetto a 15-16 secondi di ritardo e l'avanguardia gruppo, che adesso vediamo inquadrate con le maglie dell'Altopac e della Mastro Marco e della Life Team, a 20 secondi. Quindi praticamente in 20 secondi c'è tutta la gara, tanto per dare l'idea dell'incertezza. E a conferma di questo dato proprio scatti che avvengono sulla testa della corsa, con molto attivi gli atleti della Malmantile, della Altopac, della Life Team e dell'Acqua e Sapone, e ovviamente quelli della Mastro Marco che, come ricordato poco fa, corrono sulle strade di casa e quindi avranno sicuramente più tifosi al loro seguito, e quindi ci terranno particolarmente a far bene in questa gara, come però stanno dimostrando tutti gli atleti di voler far bene, perché
stanno veramente dando tanta battaglia. Siamo nuovamente sulla salita di Poggio Tempesti e praticamente si è ricompattata la testa della corsa. Quei vari atleti che avevamo al comando si sono riuniti. Eccolo qua Mattia Bucci, il campione toscano elite per il campione umbro, scusate, elite per l'acqua e sapone, è a fare l'andatura. Come detto siamo nel tratto di salita di Poggio Tempesti, sono 7 gli atleti al comando, quindi abbiamo Mattia Bucci per quanto riguarda l'acqua e sapone insieme a Riccardo Proietti, quindi 2 atleti per l'acqua e sapone, poi con il dorsale 167 Raffaele Di Rosolini della Altopac, poi abbiamo con il numero 70 per la ciclistica malmantile, eccolo là in terza ruota, Giuseppe Laterra Pirre, poi con il dorsale 148 Emanuele Scardigli per la Mastro Marco, con il numero 81 Cosimo Bettiol della Gragnano e in ultima ruota lo vediamo Lorenzo Luisi della Figros. Questi gli atleti al comando. A 30 secondi è segnalato con il dorsale 169 Rocco Fuggiano della Altopac. L'avanguardia gruppo che adesso vediamo inquadrato con Brovelli della Gragnano a fare l'andatura insieme a Rusnak sono 40 secondi di ritardo. Eccolo qua il gruppo che appunto sta inseguendo la testa della corsa. Siamo appunto nel tratto di salita di Poggio Tempesti, è il secondo giro identico rispetto al precedente. Adesso quando gli atleti transiteranno dalla zona arrivo mancheranno 2 giri alla conclusione e sarà da affrontare il giro attraverso Mercatale, Bassa, Gavena e Corliano. Un ringraziamento alla Vendra Ascensori, alla Italia SRL concessionaria auto, alla IMPA, al Circolo Arci, poi ancora alla Colorificio 84, alla Liber SRL, alla Gelateria La Medicea, all'Ambiente e Vita, all'Assiteca, alla Metal Inox Impianti Tecnologici, alla Medicea Costruzioni, al Fotostudio Boschi, alla Ber Specialisti di Casa, ai fratelli Maccari, allo studio Paulus. Quindi veramente un grande sforzo per quanto riguarda il gruppo sportivo IMPA che ha organizzato questo 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Ricordiamo che verranno assegnati anche il 4º trofeo Emilio Innocenti alla memoria del fondatore appunto della IMPA, il 6º trofeo Gabriele Meozzi e il 3º trofeo Sergio Brottini. Quindi veramente un appuntamento sentito per tutta la popolazione di Cerreto Guidi e non solo. E qui adesso torniamo però in cronaca per quanto riguarda appunto la gara, perché come detto ci stiamo avviando nelle fasi veramente calde. Annullato il tentativo dei 7 atleti che erano al comando. Abbiamo visto proprio il momento in cui il gruppo si riporta sulla testa della corsa, però è sempre come detto in continua evoluzione. Al comando ci siamo riportati appunto sulla testa della corsa, al comando resiste Lorenzo Luisi per quanto riguarda la Figros. Anche questa società sicuramente sta attraversando un buon periodo con la vittoria di Angelo Raffaele a Bevagna una decina, 15 giorni fa, quindi stanno emergendo tutte quelle società che sicuramente stanno attraversando un buon periodo di forma. Eccolo qua Luisi che ha una decina di metri di vantaggio su una prima parte del gruppo, ma niente da fare neanche per Luisi. Siamo al 100° chilometro di gara, quindi mancano esattamente 30 chilometri alla conclusione. Siamo nuovamente sulla salita di Gavena. Ci prova a rompere gli indugi Ettore Carlini della Life Team, sicuramente rigenerato Carlini dal passaggio in questa formazione. Ha iniziato la stagione nell'Aran Cucine, poi a metà della stagione si è reso conto che quello, forse anche prima, si è reso conto che non era l'ambiente per lui, è tornato in Toscana. La Life Team sicuramente ha trovato, come dire, un ambiente favorevole. Sicuramente da quando è tornato in Toscana Carlini sta facendo vedere ottime cose, come in questo 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. La strada comincia a salire, il terreno sicuramente per lui più congeniale e quindi l'atleta della Life Team guidato da Francesco Chiare allunga, e su di lui il primo a riportarsi è Simon Rechita dell'Altopac, anche lui sicuramente un atleta notevole da tenere sicuramente a mente. Quindi si forma una coppia sulla testa della corsa e rientra anche Daniel Savini
Per quanto riguarda l'Opla Petroli Firenze, il giovane ragazzo del primo anno, per quanto riguarda l'Opla Petroli Firenze, vincitore 4 giorni prima a Castelnuovo Val di Cecina, sicuramente una delle gare più dure del panorama toscano, e quindi avendo vinto questa gara è sicuramente una nota di merito per Daniel Savini, e si forma questo terzetto sulla testa della corsa: Carlini, Rechita e Savini. A 15 secondi arriva con la maglia del Mastro Marco Mirko Sartori, un altro degli atleti che ha fatto il cambio di società proprio nel corso della stagione, e quindi Mirko Sartori diventa l'immediato inseguitore del terzetto al comando a 15 secondi di ritardo. Il gruppo, l'avanguardia gruppo, dove sono sempre le maglie della Gragnano a fare l'andatura, è segnalato a 20 secondi di ritardo. Michael Delle Foglie, il vincitore proprio 24 ore prima nella gara di Castelfranco di Sopra, si mette adesso anche a disposizione dei compagni di squadra, con Rusnak che sicuramente, essendo campione nazionale a cronometro, è sempre un bel aiuto per quanto riguarda tirare il gruppo allungato. E adesso siamo al passaggio dalla zona arrivo. Suonerà la campana, che vorrà dire inizio dell'ultimo giro, e come detto si è formato questo terzetto. Ettore Carlini della Life Team adesso in prima posizione, alto sui pedali. Seconda ruota per Daniel Savini dell'Opla Petroli Firenze. Terza posizione per Simon Rechita della Altopac. Questo è l'esatto ordine con il quale stanno transitando al suono della campana sotto lo striscione di arrivo, e come nostra consuetudine ne approfittiamo al passaggio dall'arrivo per fare il punto della situazione. Passa davanti Savini adesso a fare l'andatura, con Rechita in seconda posizione e Carlini in terza ruota, quindi adesso aspettiamo il passaggio del gruppo dalla zona arrivo per quantificare il vantaggio di questo terzetto, che è sicuramente ben assortito, e anche, come lo dimostrano le immagini, c'è un buon accordo su questi tre atleti al comando, con Rechita che è sicuramente forte sul passo ed è sicuramente un buon impulso per quanto riguarda magari tratti di falsopiano. Savini e Carlini sicuramente dimostrano di avere nella salita il terreno a loro più congeniale. E mentre aspettiamo il gruppo che raggiunga la zona arrivo per quantificare il loro ritardo, eccolo qua, il gruppo allungatissimo. Dicevamo sono 25 i secondi di ritardo del gruppo dai tre atleti al comando, dove abbiamo comunque le maglie della Mastro Marco a fare l'andatura. Un ringraziamento alla nuova carrozzeria cerretese, alla ACB Antonio Calugi broker assicurativo, alla Nonni SRL, al ristorante Adriano, alla Rinati Industria Dolciaria, alla Bocconi Cornelio Damasco, alla Mecca Falegnamerie, al caffè Moca Palma, all'Agricola, ai fratelli Borgioli, all'impresa edile Piero Vezzosi, la IMPA, il Corriere TL Tevere, la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, la Pimex Packaging, la Orlandi Bagno, la Coop di Cerreto Guidi e Vinci, e alla Metal Inox Impianti Tecnologici. La gara odierna è valevole anche come prova del Memorial Alessandro Bertini, quindi ovviamente un ringraziamento ai promotori che sono Pierluigi Guazzini e Carlo Bartalucci, alla Streda Costruzioni Meccaniche. È la penultima prova questa di questo Memorial Alessandro Bertini, l'ultima sarà il Gran Premio del Coiepelli tra un paio di settimane, quindi anche questa prova servirà a determinare questa classifica. Ci siamo riportati sulla testa della corsa, sono sempre tre gli atleti al comando, siamo ormai nelle fasi conclusive, vedremo chi succederà nell'Albodoro a Gabburo, che fu il vincitore lo scorso anno di questa gara. Adesso è Carlini che si porta a fare l'andatura sulla testa di questo terzetto, con Rechita in seconda posizione e Savini si mantiene in terza ruota. Come dicevamo, appunto, buono l'accordo tra i tre atleti al comando, cambi irregolari, ognuno fa il proprio turno, magari sfruttando le proprie caratteristiche, quindi cercando di dare il proprio impulso maggiore dove il terreno gli è più congeniale. Li lasciamo andare e vediamo il gruppo, dove sono sempre le maglie della Gragnano a fare l'andatura, supportate anche dagli atleti della Maltinti,
e sono una ventina i secondi di vantaggio dei tre atleti sul gruppo. Ha rosicchiato qualcosa il gruppo sui tre atleti al comando. Adesso a fare l'andatura è proprio Matteo Conforti della Gragnano, che si sta impegnando per la riuscita dell'inseguimento, appunto maglie della Maltinti e della Mastromarco, che stanno cercando di contenere il vantaggio o comunque cercare di riprendere gli atleti. È una scienza un po' particolare adesso, perché se si riprendono troppo presto i tre atleti al comando potrebbe essere pericoloso, e lasciargli troppo vantaggio considerando i calibri di chi si trovano al comando potrebbe essere ancora più pericoloso. Quindi è un momento un po' delicato per chi si trova sulla testa e chi sulla coda. Siamo a pochi chilometri dalla conclusione, siamo al 122esimo chilometro e sono tre gli atleti al comando, ma nell'immagine poco fa abbiamo visto che il gruppo si manteneva veramente in scia. Sono solo 10 secondi il vantaggio per i tre atleti al comando, che non demordono, ci mettono davvero tutta la grinta possibile e immaginabile, tutte le energie che sono loro rimaste continuano nella loro azione. Lo vediamo laggiù, la macchia del gruppo che si sta avvicinando sui tre atleti al comando: Rechita, Carlini e Savini, che adesso sta facendo l'andatura. Adesso Savini chiede il cambio e passa Carlini a fare l'andatura. Quindi nonostante se vedano che il gruppo si mantiene, ci sta comunque avvicinando, non demordono gli atleti che si trovano al comando. Siamo a meno di 10 km dalla conclusione, quindi veramente potrebbe essere anche l'azione decisiva questa, anche se continuano a voltarsi i ragazzi sulla testa. Sanno che il gruppo si sta avvicinando e non si sentono sicuri del loro vantaggio, che appunto è solo una decina di secondi. Ed eccolo qua il gruppo. Adesso sono le maglie della Figros e quelle della Mastromarco che stanno impegnandosi per quanto riguarda l'inseguimento, e quindi adesso è Paolo Baccio che sta passando a fare l'andatura. Si stanno formando anche i vari treni, perché ormai sono 10 secondi il distacco, quindi si formano i vari treni per l'eventuale arrivo in volata, e quindi questo sicuramente va a tutto svantaggio dei tre atleti che hanno provato a rompere gli indugi nel finale. Si rialzano Savini e Carlini, che ormai vedono il gruppo che li sta riprendendo. Non è nello stesso avviso Simon Rechita, infatti il gruppo ha praticamente ripreso Carlini e Savini, mentre l'atleta polacco della Altopak insiste nella propria azione. Siamo a 5 km dalla conclusione e, come si vede anche dalla posizione di Rechita, sicuramente è un atleta che sul passo può fare la differenza. È sicuramente uno di quegli atleti cerchiati in rosso, e nonostante veda il gruppo a poche centinaia di metri, forse anche qualcosa meno da lui, Rechita non molla. Un attimo adesso forse di sconforto per l'atleta della Altopak, che si rende conto che veramente ormai la sua azione è vana. Infatti si rialza anche Rechita, a cui va il merito di essere stato l'ultimo ad arrendersi al gruppo che si riportava su di lui. Quindi quando siamo a circa 4 km dalla conclusione, gruppo che torna nuovamente compatto. Finale palpitante per questo 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Adesso siamo all'inizio della salita, quindi mancano circa 3 km alla conclusione e il gruppo è ancora compatto. Maglie della Mastromarco sulla sinistra, si riconoscono poi un atleta dell'Altopak al centro e anche quelle della Malmantile, e dietro si sta formando un mini treno per quanto riguarda la Gragnano. Quindi cominciano i giochi di squadra, si comincia a cercare di tenere protetto il più possibile la ruota veloce che ognuno ha in squadra, e si cerca di organizzare in qualche modo una certa andatura. Nicolas Cianetti per la Malmantile sulla testa, sicuramente un faticatore della Malmantile, forse anche troppo generoso. Anche la giornata prima a Castelfranco è stato sicuramente uno dei più attivi, sicuramente uno degli atleti che ha speso di più, e quando è arrivato il momento di fare la differenza aveva già speso tutto il ragazzo della Malmantile, che sicuramente sta facendo vedere buone cose in questo scorcio di stagione. Non cambia la situazione, gruppo che si mantiene compatto, andatura veramente veloce. Ci ricordava Radio Corsa che sfiorava quasi i 40 orari nel tratto di salita, e sicuramente non sarà una grande salita, ma sicuramente la strada sale, e a questa andatura provare ad evadere dal gruppo è sicuramente complicatissimo. 2 km alla conclusione per il 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Non cambia la situazione, è praticamente la formazione della Mastromarco che sta tirando il gruppo. Manuel Ciucci adesso a fare l'andatura
È un'andatura che fa male questa, perché davvero nessuno riesce a scattare, anzi va ad assottigliarsi il numero di coloro che fanno parte della testa della corsa. E quindi approfittiamo per ricordare ancora una volta gli sponsor che hanno reso possibile la gara, come l'Impa, l'Orlandi Bagno, la Coop di Cerreto Guidi, Manzi Franco, gli impianti tecnologici Metal Inox, il Corriere TL Tevere, la banca di credito di Cambiano, la Medicea Costruzioni, la Streda Costruzioni Meccaniche, lo scatolificio Sabatini, la termoidraulica B&T e comunque tutti coloro che hanno reso possibile, che hanno contribuito in ogni modo alla riuscita della manifestazione, sia gli sponsor ma anche tutti coloro che fanno parte del gruppo sportivo Impa, che in modo volontario hanno prestato il loro tempo non solo oggi ma proprio a livello di tutto il periodo, che hanno dato un contributo. Siamo all'ultimo chilometro, non cambia la situazione se non che il gruppo va continuamente ad assottigliarsi nel numero. È sempre la formazione della Mastro Marco a condurre il gruppo e rimane sempre Ciucci a fare l'andatura. 4 gli atleti della Mastro Marco schierati sulla testa del gruppo, si fanno vedere anche quelli della Gragnano e quelli dell'Acqua e Sapone nelle posizioni di testa, così come quelli della Malmantile. Adesso veramente siamo a cercare di come dire, definire i lavori per la volata con Nicolò Pacinotti, che tutto solo, non ha nessun compagno di squadra che lo sta scortando, sta sfruttando a questo punto il lavoro degli ex compagni di squadra della Mastro Marco per cercare anche lui di trovarsi nelle posizioni migliori. Sicuramente sveloce lo spunto di Pacinotti in volata, quindi sarà un cattivo cliente. Avanza sulla destra anche Bernardinetti, con ancora la Mastro Marco che sta decisamente tenendo alta l'andatura. Siamo veramente alle ultime curve prima di immettersi nel rettilineo finale. Adesso svolteranno a destra e praticamente sarà il rettilineo finale. Ultimi sforzi per Matteo Trippi sulla testa del gruppo per lanciare la volata. Parte Bernardinetti che si trova a centrostrada con Pacinotti alla sua ruota e anche Fiaschi sulla destra e anche Friscia per quanto riguarda la sinistra, ma è Marco Bernardinetti a vincere per quanto riguarda la ciclistica malmantile. Seconda posizione per Tommaso Fiaschi dello Mastro Marco Nibali Sensi. Terzo il campione toscano Under 23 Nicolò Pacinotti dell'Opla Petroli Firenze. Da qui possiamo rivedere proprio sullo striscione, sotto lo striscione di arrivo, la volata con lo spunto di Bernardinetti su Fiaschi e Pacinotti. Veramente una volata di potenza quella di Bernardinetti, che è scattato proprio in vista dell'ultima curva e ha mantenuto il vantaggio necessario per vincere. Quarta posizione quindi per Lorenzo Friscia della Altopac, quinto Giovanni Petroni della Life Team, sesto Daniele Trentini, che qui vediamo proprio sulla destra per quanto riguarda la volata, vincitore anche lui il giorno prima a Cesa. Settima posizione per il giovane Nicolas Nesi della Maltinti. Bella volata quindi per quanto riguarda il finale del 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Mentre guardiamo il podio andiamo a sentire le interviste a tutti i protagonisti della giornata odierna. Marco Bernardinetti, lo scorso anno secondo, quest'anno davvero una bella volata. L'anno scorso hai preso le misure? Sì, l'anno scorso ero secondo, proprio ero stato saltato alla fine da Caburo. Quest'anno invece ho sfruttato più la volata di rimonta e ce l'ho fatta. Un bel periodo per la vostra squadra, la vittoria ieri, la vittoria oggi, speriamo di continuare così. Sì, sicuramente la squadra sta girando molto bene, ieri ha vinto Daniele, oggi ho vinto io e siamo un gruppo molto affiatato e ringrazio anche loro per l'aiuto che mi hanno dato oggi. Seconda piazza per Tommaso Fiaschi, un po' di rammarico nel tuo volto, però eri lì a gareggiare con quelli più forti della categoria. Sì, sono comunque soddisfatto perché Bernardinetti è un grande corridore, gli faccio i complimenti. Detto questo, stavo molto bene, abbiamo fatto un treno con la Mastro Marco e devo ringraziarli molto, però purtroppo non sono riuscito a finalizzare il loro lavoro. Nicolò Pacinotti, un bello spunto il tuo, sei stato anche a lungo, solitario al comando, ci tenevi a far bene oggi? Sì dai, più che altro ho preso questa gara in serenità e ho cercato di fare la mia volata avendo un compagno davanti che era Savini, che mi ha tenuto un po' coperto nel finale. È arrivato a questo terzo posto e sono contento così, dai. Simone Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi, ha dato il via alla manifestazione, si è seguita un po' tutte le fasi calde, ogni anno uno spettacolo che si rinnova. Sì, in effetti vedere anno dopo anno, per 71 anni, l'impegno di tante persone che effettivamente mettono nell'organizzazione di questo evento è un bel vedere.
perché dietro a questa manifestazione c'è il lavoro di tante persone. Io ne cito una per tutte, che è Primo Palatresi, perché negli anni ha dato tanto per Cerreto e a questa gara in particolare, a questo Gran Premio. Ovviamente gli sponsor che c'erano molti anni fa non ci sono più, e quindi io ringrazio chi attualmente sta sostenendo insieme a noi questa manifestazione, perché portare avanti iniziative del genere significa tanto impegno e tanto sacrificio anche per le amministrazioni comunali attuali. Però vorrei anche, oltre insomma, riconoscere la fatica di chi ha partecipato e quindi fare i complimenti a chi ha vinto, chi era sul podio qui con me, vorrei ringraziare le due persone che ho al fianco per l'impegno e la disponibilità a mettersi in gioco anche in maniera ironica per questa iniziativa, a tutte le persone che, come hai detto prima, sono state con te tutto il pomeriggio. Di fatto, se siamo arrivati al 71esimo anno, significa che l'impegno del passato bisogna che si traduca anche nel nostro impegno verso il futuro. Livio Caponi, presidente del gruppo sportivo IMPA, anche quest'anno, nonostante anche qualche defezione dell'ultimo momento, ce l'abbiamo fatta a portare a termine il 71esimo Gran Premio Comune. Mi pare che sia andato tutto per il meglio, non è successo niente, c'è stata una caduta ma di niente conseguenze, è arrivato un bel gruppo di corridori, soltanto sono rammaricato perché qualche squadra che è mancata senza nemmeno avvertirci, e ci dispiace perché una ventina o 30 corridori in più, se era preparato tutto, poteva andare bene. Comunque lasciamo stare. È riuscita per bene lo stesso la gara, ho visto almeno tutti sono rimasti contenti, però ora voglio fare dei ringraziamenti perché sono doverosi. In modo a questo che sta alle spalle IMPA in primo luogo, poi tutti gli altri, anche più piccoli, poi c'è stato i vigili sia di Cerreto, di Comprensorio, Fucecchio, che hanno dato una forte mano, e carabinieri e tutti quanti. Niente, che posso dire? Speriamo l'anno prossimo di rivederci tutti qui, su questo parco. Grazie. Renato Picchi, presidente del Circolo Arci, un bel movimento oggi nei vostri locali, dal ritrovo di partenza, il pasto, le premiazioni, tutto in un certo senso ruotava intorno al circolo. Sì, tra l'altro è stato un bel impegno, è vero, e lo facciamo anche molto volentieri perché diamo la possibilità, mettendo a disposizione i nostri locali, le nostre forze lavoro, le nostre forze anche economiche, per poter far sì che questa manifestazione abbia la possibilità di essere svolta, perché l'avete visto, è datata oltre la nostra età e quindi merita l'IMPA, meritano gli amici organizzatori il nostro aiuto, il nostro contributo, e ne siamo felici e fieri. Il vostro circolo però oggi è stato particolarmente impegnato, ma questo non è l'unico impegno dell'anno, ce ne sono anche prossimi. Eh sì, la nostra attività diciamo, dura 12 mesi l'anno, dall'attività di ballo liscio, tutti i sabati ballo liscio qui alla nostra sala da ballo, pizzeria il sabato e la domenica gestita a volontariato, e poi il clou nei primi 15 giorni di luglio, la nostra sagra del Papero e del Cinghiale, che ormai ha raggiunto livelli oltre ai confini regionali. Ne siamo veramente contenti. Primo Palatresi, 71esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, ormai siamo a conclusione, mancano solo le premiazioni, quelle ufficiali dei primi 10, una bella fatica, qualche defezione, ne abbiamo parlato anche col Presidente, però alla fine lo spettacolo c'è stato e tutto è andato per il meglio. Sì, lo spettacolo c'è stato e mi è piaciuto perché effettivamente è mancata qualche squadra dei corridori e quindi siamo rimasti un po' male perché le spese saranno fatte bene anche un po' di più, però effettivamente questi corridori quando si iscrivono dovrebbero anche partecipare alla corsa, se no noi si fanno le spese come società. E quindi la corsa però è riuscita bene perché c'è la qualità e quindi io sono contento. Ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio quelli che sono dietro a tutte queste corse. L'amministrazione comunale vi è vicina, avete numerosi sponsor che vi danno una bella mano, proviamo a dare appuntamento anche il prossimo anno? Ma io ci spero, però io ho anche un'età, insomma, comunque io mi sento giovane, non mi sento come un ragazzo, no? E quindi io cerco il possibile di farlo anche un altro anno perché sono quello un po', tu lo saprai, no? Che tira un po' le file come organizzazione. Però io cerco di farlo anche un altro anno, sì. Effettivamente con tutto il mio
il mio integro che ho addosso, perché effettivamente io mi sento questa corsa perché io dai 58 sono in questa società e quindi io ho avuto le squadre dei corridori, l'ultimo anno si vinse 18 corse e poi si è continuato a fare la corsa di Cerreto Guidi. Però Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, però questo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi vorrei anche che da parte dell'amministrazione lo sentisse anche un pochino più sentito, più dentro l'anima di dovere, ma non che sia io contro, perché so le defezioni che c'è nel comune, so la difficoltà che c'è, quindi non mi distendo tanto nel senso essere contrario anche a quello. C'è un po' di battibecco, ma insomma si cerca di poterlo fare perché effettivamente anche il comune si deve stare bene, non è che l'amministrazione, anzi si ringrazia tutti, dai sindaco alla vice sindaco, a tutti e lecce. E quindi per il prossimo anno penso di sì, se non scende un anno nuovo speriamo di sì. E quindi anche come corsa spero sia andata bene, sia piaciuta alle persone. Qui ho le miss, venite qua tutte e due, ci ripeti un'altra volta, vieni una di là e là. Decide lui, E sicché praticamente quest'anno ho cercato anche di migliorarla perché si è cercato le miss, si fa si è fatto il parchetto per farle firmare i corridori prima della partenza, le fotografie, insomma si cerca di fare il nostro meglio come organizzazione, come il gruppo di ragazzi che siamo, per vedere un po' se si porta a conclusione questa corsa che effettivamente è per me importante, perché 71esimo Gran Premio di Comune di Cerreto Guidi per me è una cosa sentita proprio di dovere, proprio me la sento per me e per tutti i ceretesi. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.